Per la torre, allora si va sulla torre. Se avete Maga Manò, chiedete dentro il bar che vi fanno Maga Manò. Se avete la canna terragna, se avete la stanza dei mestieri, venite che andiamo a spaventare il trenino che passa, correte via, andiamo a spaventare. Sparisci treno. Chi abbiamo qua? Allora, tutti quelli che partecipano alla sfilata sono qua? Grandi e piccini e piccolissimi? Ancora due, aspettiamo questo. Bravi. I professionisti chi sono qua? Nessuno? Va bene. Siamo tutti zitti qua, non mangiamo nessuno. Allora, io ho bisogno di una valletta. La guardo e la punto. Vieni, valletta sta medicina, sì. È tua cugina, lo so che è tua cugina, va bene? E allora tu dici che sei raccomandato che c'è una cugina qua? No, non funziona così. Allora,
questa valletta d'eccezione che si chiama? Chiara. Chiara. Vero Valentina? Ecco, un applauso alla nostra Valentina che ha truccato tutti questi bambini. Che brava, eh? È un po' zombie, però per il resto è brava. Allora, venite anche voi qua, bene? Una sì, una no, noi li vogliamo tutti. Allora, tu sei una strega, tu sei uno zombie, tu sei... ho capito. Dall'alto, guarda. Te non lo vuoi sapere, chi sei tu? riesci a Non lo vedere sai tutto. che sei? Dimmi le Si maniere, chiama Marti. Scream ed è una cosa brutta, antipatica, cattiva. Tu chi sei, piccolino? Tu sei un fiorellino, sei, ma sei un fiorellino con un ragnettino lì sopra. Ecco qui la forza di Star Wars. Chi sa fare la voce della forza? Power to the dark side! Che voce l'hai mai visto? La forza, eccetera, finisce il film in 2 secondi, Forza sia con voi. Ah, bene, bene. Poi abbiamo Strega Malefica, giusto? Ho detto giusto? Va bene. Allora, noi cosa facciamo adesso? Con la guida, che è una modella professionista dell'oltretomba, allora, vi fa vedere il percorso che c'è da fare, iniziando magari con uno di voi insieme. Vedete? Tu cosa continuate a parlare, non capite niente poi. Guarda lì come si sfila. Ecco, si fa vedere, ci si guarda, si gira. Ecco qua. E va bene. Oh, chi è l'addetto alla musica qua che vi toglie questa fare qui che è inquietante? Abbiamo qui, abbiamo. Fa la filata allo zombie, il passo dello zombie. Guardate, in avanti, allora, ecco, praticamente come quando io mi sveglio la mattina. Era così, vero? Loro sono gli zombie di questo posto. E com'è il passo dit? Io non lo conosco il passo dit. Secondo te come sarà? Secondo voi un passo da hit, come funziona il passo? Col piede piatto, come i pagliacci? Lo so che stai rimpiangendo di essere stata a casa a guardare l'ultima puntata di questo coso. Ecco lì, passo alla hit, ci si gira indietro. Hit si gira proprio così di scatto, hit di scatto. Ecco, vai. Visto? Perfetto. Ecco, allora adesso gli fai vedere com'è il volo con la scopa. Sì. Dai, seguila, forza. Eccoli, hai visto? Abbiamo trovato il passo con la scopa. Perfetto. Brave. Va bene, poi riprendi. Uno va in quell'angolo, vai, tu. Tu vai in quell'angolo di là. Là. Allora, con passo marziale, che significa da militare, vi portate verso il centro della pista. Passo alto. Fagli vedere qual è il passo alto, perché se lo faccio io mi strappo. Eccoli, tutti e due, anche te, vagli incontro, perché dovete simularci un incontro tra due forze, e non ci sono due forze però in Star Wars, quindi hai fatto arrivare lui fino da te, proprio, è comoda, mi sa che la forza ce l'hai tu. Bene,
Adesso verso di noi, tutte e due insieme venite. Forza. Passo, passo, bravo. Così. Signore e signori, siamo calati nello Star Wars con le due nostre forze, due costumi bellissimi. Bravissimi, con tanto di inchino, la forza non lo fa l'inchino, la forza ci manda a stendere tutti, sai. E adesso si chiama? Alessio, vai Alessio, facci vedere il passo dell'accoltellatore, Sai com'è? Sì, sì, abbiamo una musica adesso, tienilo così, lo tieni così e fai il passo felpato. Sei pronto? Vai, passo felpato. Eccolo lì! Bravo Alessio! Sei uno spettacolo! Anche a tornare, grande! Guardalo! Bellissimo! Fantastico! Prego! Guardatela! Sa già tutto! Complimenti! Allora, adesso il compito più difficile qua. Aspettatemi, Allora, questo cos'è? Il 2 di picche, signori grandi, quando è che si dà? Quanti ne abbiamo presi i 2 di picche? Un mucchio, I 2 di picche. Poi abbiamo un bel, che nelle carte è l'asso di fiori. Poi l'asso di, e quello che è più importante di tutti, il 7 di denari. Allora, dividiamo per categorie noi, ok? Per cui abbiamo iniziato con gli zombie e con gli zombie riprendiamo. Il voto per gli zombie. Faccio io tutto, giuria, eccetera? O qualcheduno mi vuol dare una mano? Anche tu? Va bene. Allora, adesso tu tieni quella e io tengo questa. Poi cambiamo. Agli zombie, che sono loro due, il voto che do io è un bel lasso di cuori. A lui. A lui. Vieni qua. E adesso proviamo a dare il voto a lei. Allora, tu cosa dai a lei? E io un 7 di denari, quindi è un pareggio e hanno vinto! Hanno vinto, poi scoprirete cosa si vince qua, perché è una cosa alla categoria spaventosi. Spaventosi sono Strega, Hit e Scream. Bene, allora iniziamo con... Vieni, tocca anche a te. Vieni questo, tanto te lo dico io. Allora, iniziamo da I. Tu che voto dai? Tu? E io un 7 di denari. Benissimo. Adesso... La strega. Siamo pronti? Sei pronta? Allora, io do un naso di fiori. Evviva! E aspetta che c'è ancora lui! Alessio! Se Alessio io gli do questo... E se gli do questo, vediamo. Questo che gli darò, ti do questo a te, io dico questo. Io gli do un 7 di denari, Alessio. E tu? E asso di cuori. Ma siete stati bravissimi, fantastici. E adesso abbiamo la forza, e sono 3 categorie diverse. Per cui, per abbandono, la categoria dei Dracula la vinco io. Ah no, la vinci tu. La categoria della forza... Dov'è l'altro? Non c'è? La vinci tu? Strega malefica. Io ne conosco tante streghe malefiche, ma tu sei la migliore di tutte.
adesso a turni i vincitori con il gruppo familiare li facciamo. Quando scavi e scavi al buio, nato sotto un brutto segno, quando qui nessuno ti caga e sei al canto della strada, uno per 2 soldi, uno per il blu, dimmi allora, dimmi dove eri tu. Ecco 13, pone ragione per preferire una vita. Dimmi, Dio mi fa, dico qualcosa che mi stupirà.